Come vi avevo promesso, di questo pomeriggio a Leuganeo, in particolare guardate l'ultimo, quello di Musetti della Pro Sesto, un tiro sporco, no Enzo, ce l'hai anche tu, hai visto? Te l'ho detto io, molto probabilmente il portiere Cano, lo vedremo, era coperto da due giocatori, infatti non sei neanche tuffato per neutralizzarlo, probabilmente era veramente aveva la visuale coperta. Andiamo a vedere allora questi 3 gol con l'audio originale dello Stadio Euganeo. Rieccoci qua in studio, sì, a rivederlo, quest'ultimo gol, il gol del vantaggio, ancora brucia un po', Carlo. No, beh, il primo è sicuramente una serie di ingenuità, perché ecco, il rinvio centrale di Faisca, anche se era un po' sbilanciato, quindi di solito non si rinvia centralmente la palla, d'altronde era in situazioni di difficoltà, sì. E poi mancava l'uomo che andava a chiudere su questo giocatore che era fuori area. Bravissimo, bravo. Ci sono un paio di ingenuità, e anche sul terzo invece eravamo proprio messi male, quindi c'era l'uomo completamente libero, vedevamo una nazione piuttosto concitata, c'è stato proprio un errore di posizionamento, oltre che un po' di fortuna, perché poi sto tiro, insomma, però c'era un errore